Parentesi veloce, in alcuni di questi video metterò come sfondo i video di Gerardo Marino della pagina Super Napoli, che vi invito ad andare a vedere. Ve lo ricordate? Super Sarri Bros, Super Napoli Bros. È un genio, per me è un genio, perché non solo è un grande tifoso, raccoglie immagini, fa un lavoro, quindi vi invito a seguire tutti quanti Super Napoli, in questo caso la pagina è @SuperNapoliBros, che fa dei video straordinari. Io li uso nel mio fondo perché sono fantastici, però chiaramente ci sono io davanti. Se hai problemi con questo fammelo sapere su Facebook, sai come trovarmi, e non li uso più, ma tanto io non monetizzo niente qua su YouTube, quindi non è un fatto usare le tue, perché proprio mi piacciono le tue immagini e voglio farle girare il più possibile. Allora, ragazzi miei, è finito il calciomercato e quindi volevo fare un video per fare un riassunto di come la penso e di come è andata. Ringraziamento a tutti i tifosi juventini che sono venuti a commentare il mio video e mi hanno riconosciuto una certa insomma sportività, eccetera eccetera. Non sarà sempre così, ragazzi, però fin quando è possibile cerchiamo di esserlo. Poi ci sono momenti in cui vado su tutte le furie e ne dico di ogni. Un amico poi mi scriveva su Facebook e quindi possiamo analizzare la situazione del calciomercato, da dove venivamo e dove stiamo andando. I portieri non è cambiato niente e quindi va bene così. Sono andati bene l'anno scorso, devono andare bene anche quest'anno, anche se seconda partita consecutiva di Meret, sembra che stiamo andando verso la titolarità di Meret e dobbiamo aspettare le coppe per capire che si fa con Carnezis e Ospina, però insomma mi sento abbastanza tranquillo in tal senso. La situazione difensori, allora noi si è parlato che dovevamo sostituire i terzini Yusai e Mario Rui, confermando Gulam, confermando Malqui e sostituendo quindi i due terzini di riserva. È arrivato Di Lorenzo bene, secondo me, un buon acquisto, e le prime partite, a parte un iniziale imbarazzo contro Chiesa, ha tenuto bene Cristiano Ronaldo. Insomma, 2 partite difficili, per me è un buon acquisto, spinge bene, sa anche difendere, faceva il difensore centrale, non ci dimentichiamo, quindi sa spingere ma sa anche difendere. Per me va bene Di Lorenzo. Però non abbiamo ceduto Mario Rui e quindi non abbiamo sostituito Mario Rui e non abbiamo ceduto Yusai alla fine, quindi mi pare strano che siamo rimasti con 3 terzini destri, Yusai che può essere anche utilizzato a sinistra e temo che ce lo ritroveremo più là che mai, perché se Gulam ancora non sta in forma, il problema è abbastanza serio, visto che non è andato a fare la Coppa d'Africa, che non per fare tutte le cose fisiche eccetera eccetera, e ancora non stai buono. Veramente diventa preoccupante. Iscrivetevi al canale nel frattempo. Quindi deluso per questo, e Malqui sparito dai radar, voglio capire se giocherà o meno più, perché a me piaceva, non c'è male, però pare addirittura che sia più logico usare Maximovic quando ti vuoi difendere di più. Di Lorenzo va bene anche per attaccare, ma poi veramente la situazione dei terzini non è chiara e vorrei un chiarimento da parte di Ancelotti, perché Ancelotti ha sempre detto siamo contenti, a fine potremmo essere contentissimi, chissà che cosa si intendeva, se aspettava una ciliegina o meno. I centrali, abbiamo sostituito Albiol con Manolas. Per me è una grande dimostrazione di forza andare a prendere Manolas dalla Roma. Manolas è un ottimo centrale, con i suoi limiti, diciamolo chiaramente, ha i suoi limiti, ma va bene, era l'unica cosa da fare per sostituire Albiol in un certo modo. È un top, è uno dei top della difesa in Italia e quindi si prende e sono contento. Non significa che risolvi tutti i problemi con lui e Koulibaly, perché abbiamo visto, abbiamo subito 7 gol in 2 partite, quindi non risolvi niente, ma andava bene, andava fatto esattamente quel colpo là, non potevi prendere altro per farmi felice personalmente. Poi se ne va Chiriches, è uno di quelli che preferivo come primo sostituto, però i problemi fisici anche lui, magari mo sta bene e farà un grande campionato con Sassuolo, però era un rischio. A me piace Tonelli come ultima risorsa. Luperto così e così ancora secondo me non è pronto e non so se lo sarà mai, sinceramente. Dobbiamo cercare di essere un pochino spietati, non essere buonisti con i nostri giocatori solo perché sono i nostri. Può essere anche che Luperto non farà mai una buona carriera. Hai confermato Koulibaly e questo già significa tantissimo, perché ogni volta che viene confermato Koulibaly è come un acquisto di mercato. Andiamo al centrocampo, quindi per me la difesa 5,5, mentre i portieri 6, quindi possiamo fare poi un voto complessivo facendo una media.
Centrocampo, non è più Hamsik, non è più Rog, non è più Diawara. Hai confermato Fabian e Zielinski e Allan e hai aggiunto Elmas, ok? E puoi considerare probabilmente Gaetano e Callecon come alternative in caso di emergenza. Elmas a me piace molto, le poche partite che ho visto mi piace moltissimo. Va bene essersi liberati di Rog che non funzionava, va bene essersi liberati di Diawara. Hai sostituito Hamsik con Elmas, fondamentalmente, se vogliamo vederla così, ci può anche stare, quindi do un 6. Però serve chiarezza nei ruoli, perché c'è ancora confusione. Non sono convinto che Allan Zielinski sia la migliore scelta e Ancelotti pare sia molto orientato su questa cosa qua. Probabilmente Fabian dietro è meglio, dando la possibilità a Zielinski di far parte dell'attacco. Elmas può fare anche il trequartista, però magari Elmas, Allan addirittura può essere meglio addirittura di Fabian, perché lo vedo più tosto, lo vedo più reattivo. Dobbiamo ancora capire, per dare un giudizio serio, dobbiamo ancora dare, però do un 6, quindi siamo 6, 5,5, 6. In attacco, e mettiamo in attacco tutto, gli esterni, l'attaccante, eccetera, eccetera. Partiamo da, l'avevamo un as Verdi, abbiamo tolto un as e Verdi, giusto? E abbiamo aggiunto Lozano e Llorente al pacchetto degli attaccanti. E abbiamo sempre Younes, abbiamo Callecon, Insigne, Mertens, che può fungere da punta centrale insieme a Milik e insieme a Llorente. Allora, qui io do un 7,5, perché ti sei liberato di due che Verdi è un as così e così. Hai confermato Younes, che mi piace come idea, hai confermato Mertens, mi piace come idea, hai aggiunto Llorente che ha esperienza, sempre un chiovo però ha l'esperienza e ha caratteristiche che non avevamo. Confermare Milik per me è una giusta cosa, anche se sa da Shata. E hai aggiunto Lozano, che è una stellina. Lo chiamiamo sempre stellina perché non è James Rodriguez, ma è molto forte. Ha dimostrato subito. E veramente può avere un grosso impatto. Se risolviamo gli imbarazzi delle situazioni di responsabilità tra Insigne che vuole fare il fenomeno e vuole fare il capitano che risolve la partita, Milik che mentalmente deve capire che vuole fare da grande, se vuole essere, non puoi andare col petto. Io il Milik l'ho sempre difeso, sempre fino alla fine lo difenderò, ma se vai col petto contro il Barcellona in amichevole vuol dire che c'è qualcosa che non va, e allora lì diventa pericoloso. Ed ecco perché tutti quanti ci serve una punta. L'idea di Ancelotti era diversa, visto che voleva James Rodriguez, voleva più qualità nell'arrivare al gol, e magari questa qualità può arrivare da Lozano, più veloce, più reattivo di chiunque altro, e può arrivare dal centrocampo, visto che il centrocampo è molto meno di contenimento rispetto all'anno scorso che non quest'anno, dove Elmas, Fabian, Zielinski tutti costruiscono. Quindi arrivare al gol non mi sembra un problema quest'anno. Do a questa cosa un 7,5, quindi abbiamo fatto 6, 5,5, 6, 7,5, una media. Io non sono un matematico, per carità, però credo che arriviamo, i 2,6 si eliminano, abbiamo un 5,5 e un 7,5, 6, penso sia 6,5, no? Come risultato finale. Non colmi il gap con la Juventus e non era possibile farlo, quindi mettiamoci le cose in chiave, che era possibile. Dovevi contrastare il grande mercato che ha fatto l'Inter, fondamentalmente, e non so, io credo che sono due mercati assimilabili, perché l'Inter si è comportata bene. Lukaku, Sanchez bisogna vedere che impatto avranno. Sensi è un grande giocatore, Barella, insomma hanno confermato la difesa, Godin hanno aggiunto, e soprattutto il surplus è Conte. Noi ce la dobbiamo giocare con l'Inter, che ha avuto un ottimo inizio, ha messo 6 punti in cassaforte, giocando contro il Lecce, contro il Cagliari che però stava quasi per farlo lo scherzetto, ma tant'è. Quindi io do un 6,5 al mercato del Napoli. Sono annoiato che il Napoli si è messo a giocare su tavoli di squadre troppo grandi, dove non ci possiamo permettere di prendere certi giocatori. Abbiamo perso tempo a pensare a Icardi, perso tempo a pensare a James, a Pepe e tutti i nomi che si sono fatti. Quest'anno più degli altri anni sembravano nomi plausibili, perché il Napoli non li ha effettivamente smentiti. Ed arrivare poi a Llorente sembra, ma allora tu che idea avevi, che è completamente diverso da James, è diverso da Icardi,
qual era la tua idea di fondo? Se volevi spendere 65 milioni per Icardi, perché non li hai spesi per prendere un Zapata? Perché il mercato ha delle dinamiche diverse. Uno, non è detto che te lo vendevano, e magari ne volevano 80 per Zapata, visto che quest'anno l'Atalanta vuole provarci a fare una buona Champions e a fare un buon campionato. Hai un giocatore che vale quanto Icardi, perché era un'occasione unica che puoi mettere in rosa e non distrugge tutto, perché Icardi avrebbe mamma mia, New York, strane cose. Icardi rappresentava un'occasione unica, ma non è detto che era l'occasione, che era quello che effettivamente avrebbe fatto fare il salto di qualità. Queste poi sono le cose, perché trovi un giocatore che costa 65 milioni, che gli dai 8 milioni all'anno, è tanto così meglio di Milik? Questa è la cosa. Questa è la domanda che ci dobbiamo fare. Perché se prendevi Belotti, che era una mia scelta dall'inizio, magari con quei soldi te lo davano pure, è tanto così meglio di Milik? Non fai il salto di qualità. Devi vendere Milik e devi ricominciare da Belotti. Questa è la situazione complessiva. Spero, non lo so, fatemi sapere chiaramente nei commenti cosa ne pensate. Se pensate che il pappone deve spendere i soldi, il pappone i soldi li spende. Ed è stato un ottimo mercato in uscita, perché abbiamo piazzato un sacco di esuberi. Questa è la verità. Cioè, se parli di mercato in entrata, probabilmente 6,5, 7, così. Il mercato in uscita è un 9, perché ti sei liberato di Diawara, di Rock, di Unas, di Verdi, di Inglese, facendo tanti soldi che poi ti puoi reinvestire nel mercato. Veramente non è che se li mette in tasca, però questi sono tesoretti che poi ti servono per quando devi mettere i cash subito. Operazione Manolas, operazione Lozano, l'operazione Elmas. Quando sei convinto di un giocatore te lo vai a prendere subito. Quando il Napoli non è convinto, allora comincia a fare il risparmio, la trattativa lunga, i diritti d'immagine. Quando il Napoli è convinto non è così. Se lo va a prendere ed è fatta, e lo sappiamo in 2 giorni. È uscita la voce, il Mas è fatta, è la voce Manolas. Il tempo che De Laurentiis lo smentisce era fatta già. Quindi dobbiamo capire questa cosa qua. Il Napoli si è messo nelle condizioni negli anni di avere una credibilità economica che gli permette di assegnare i colpi su cui è convinto subito. Su quelli in cui non è convinto, vedi Ames, me lo devi dare in prestito, se no vediamo. Questa poi è la cosa, così, che piaccia o meno, questa è la società, questa è la politica della società. Questo video è troppo lungo, fatemi sapere di cosa ne pensate, iscrivetevi al canale. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Non lo so, non facciamoci prendere dallo sconforto dell'ultima partita, ragazzi, cerchiamo di avere un po' di fiducia. Piccola parentesi, immaginate se l'autogol non l'avesse fatto Koulibaly, che adesso tutti noi stiamo difendendo, ovviamente. Per me è un idolo. Io quando metto la benzina e devo mettere $25, ne metto 26, per farvi capire come è rimasto lui insieme al Metters l'ultimo idolo per me, perché sono affezionato. Ma dobbiamo smetterla, dobbiamo affezionarci solo alla maglia, perché i giocatori se ne vanno. Immaginate se l'errore non l'avesse fatto Koulibaly, lo faceva Maksimovic, perché molti stanno dicendo se Koulibaly non è in forma perché non fai giocare Maksimovic. Immaginate che Maksimovic contro Higuain lo mette a terra e tutti quanti Koulibaly non lo faceva manco girare. Maksimovic o Mario Rui o Yusai fanno l'autogol, impicchiamoli al rogo sulla via di Damasco. Koulibaly non l'avrebbe mai fatto una cosa del genere, De Ligt non l'avrebbe mai fatto una cosa del genere. Allora, questo che cosa ci deve servire? Ci deve servire a ragionare un attimo sul calcio senza dare delle sentenze. De Ligt su tutti i giornali ha preso 5, 4,5, 5,5 massimo, perché ha giocato male, fondamentalmente. Non è intervenuto sui 2 calci di punizione nostri che hanno portato al gol, ha fatto un po' di impostazione ma anche rischiando, non è stato decisivo. De Ligt ha giocato male. Allora, quando noi diciamo il Napoli deve spendere i soldi, deve pigliare De Ligt perché Manolas non è all'altezza di Albiol, non è detto assolutamente. Ci sono delle situazioni in cui il miglior giocatore del campionato italiano, che è Koulibaly, a mio avviso, è stato lui a procurare l'autogol, ed è stato lui ad essere fatto fesso da Higuain. Quindi non è detto. Capita la giornata in cui metti Tonelli e ti segna, ed è meglio di Koulibaly, che invece magari in quel giorno non è riuscito a intervenire.
calma con i giudizi, calma anche col difendere, perché anche i giocatori importanti fanno i loro errori. Manolas e Koulibalis sono un muro, ma faranno le loro partite sbagliate. Questo è tutto, è calma. E lo stesso va detto per Ancelotti. Ancelotti uno lo difende perché ha vinto tutto, perché è un allenatore di esperienza, perché ne ha viste di ogni, ma anche lui può sbagliare, e non è detto che la sua idea di Alan Zielinski con Fabio Ruiz più avanti è quella giusta. Non è detto che passare al 4-3-3 non sia effettivamente la cosa giusta da fare. La smetterei di dare sentenze, giudizi trancianti, e aspetterei più partite, perché questo è l'anno in cui bisogna giudicare Ancelotti. Però calma, è appena iniziato. Video troppo lungo, abbiate pazienza, perdonatemi, iscrivetevi al canale e statevi bene. Da New York Valerio Fluido è tutto. Forza Napoli sempre, amici, nemici, insomma, juventini, romanisti, milanisti, interisti, napoletani, amici tutti, fate i bravi.